Buonasera a tutti gli amici di Padova Sport, ci troviamo al Pepen di Padova in compagnia di molti ospiti che andrò dopo a presentare con Ilaria Balleri per questo special dei playoff. Grazie mille Emma, abbiamo qua con noi Lorenzo Krivetic, buonasera. Buonasera. E Riccardo Sulfo. Ciao, buonasera. Iniziamo con Lorenzo, classe 1993 del Padova. Ti faccio subito la prima domanda, sei pronto? A freddo? Sì, a freddissimo. Dopo aver militato in più club degni di nota, cosa ti ha spinto a scegliere il Padova per questa stagione 2023-2024? Ma sono stato convinto subito. C'è stata una chiacchierata veramente rapida di un'oretta circa. È stato un aneddoto che ho già raccontato. Sono venuto a Padova, il giorno esatto non me lo ricordo, era 6-17 gennaio, solo per fare una chiacchierata. Inizialmente non si doveva parlare di cifre, di contratto né di niente. E ho fatto una chiacchierata col direttore, era presente poi anche il presidente e il mister, e sono stato subito convinto dal progetto, da quello che vuole fare il Padova, e poi tutto il resto si è svolto veramente nell'arco di un'oretta. Ma era la tua prima volta che visitavi Padova oppure c'eri già stato? No, c'ero già Sei stato. venuto... ok. C'ero già stato, essendo di Udine, quindi diciamo che... infatti sì. Diciamo che è abbastanza vicino a me, mi viene comodo. Ieri sono ricominciati gli allenamenti in vista dei playoff. Quali sono le prime parole che vi ha detto il mister Odd? Ma, riprendiamo da dove siamo lasciati, nel senso che abbiamo iniziato un percorso con il mister, ci stiamo andando molto bene, ma questo l'avevo già detto, non ho dubbi. I miei compagni, siamo una squadra veramente ben allestita, abbiamo un gran gruppo, mettiamo in campo tutte le volte il massimo che possiamo dare per migliorarci, per seguire quelle che sono le direttive del mister, e questo dobbiamo continuare fino alla fine. Ma per bel gruppo intendi calcisticamente parlando e sportivamente parlando, Sì, oppure nutri anche magari un'amicizia verso i tuoi compagni di squadra? Hai insomma incrementato i rapporti con loro? Sì, conoscevo già Nicolò Bianchi e Jacopo Dezzi, ci avevo giocato... Li salutiamo. Salutiamo anche loro. Ho giocato già con loro diversi anni, però ripeto, tutti quanti i nuovi compagni con cui ho avuto la fortuna di potermi allenare, condividere lo spogliatoio per il momento, sono veramente persone, calciatori veramente eccellenti, ottimi. Mi ha fatto sentire da subito a casa, star bene, che questa è la cosa più importante, e oltre quello che ovviamente non può prescindere anche la parte sportiva. Ti hanno pagato per dire queste bellissime Sì, parole, dopo vero? vi farò. Sì. Ecco, ok. Dopo vi farò remunerare. Comunque voglio farti fare un passo indietro a un anno fa, quando appunto in questo periodo ti stavi preparando per i playoff per la Serie A. Sì. E volevo chiederti quali sono le differenze dell'attesa tra la vigilia dei playoff di Serie A con appunto questi che verranno, quindi per i playoff di Serie C. Noti qualche differenza nel tuo stato d'animo, come ti approcci a questa vigilia? No, quello che noto è la differenza è il tempo, e c'è veramente tanto tempo d'attesa tra l'ultima partita che abbiamo disputato il 28 e la prima che andremo a disputare il 21 del mese successivo, che sono 24 giorni se non erro, 23-24 giorni, e sono più di 3 settimane, quindi è un largo periodo, mentre per esempio l'anno scorso abbiamo giocato il weekend successivo già si disputava la prima partita dei playoff. Sì, che poi il tempo è sempre da intendere, perché ad esempio a certe persone magari potrebbe favorire avere più tempo per concentrarsi, magari per dedicarsi al focus dei playoff, e invece altre persone magari preferirebbero scontrarsi subito a freddo. Sì. Tu cosa preferisci? Cioè, preferisci che ci sia più tempo? Io personalmente sono una persona a cui piace sempre giocare, nel senso che... Sei un po' più incalzante? Sì, mi piace avere sempre lo stimolo di potermi confrontare con altri giocatori, altre squadre, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che l'attesa è un po' lunghetta, però dall'altro canto dico che avremo più tempo per prepararci con il mister nuovo, quindi, esatto, sì. Quindi questa è una cosa sicuramente positiva per noi, che riusciremo a assimilare meglio le sue idee, assimilare meglio quello che vuole da noi, e questa è una cosa più positiva. Il tuo impatto preliminare a un nuovo arrivo
in panchina come Mister Oddo? Come l'hai presa, come l'hai vissuta? L'hai vissuta come un cambiamento drastico o magari No. che ti ovviamente imponeva del tempo o nel caso sei andato proprio a faccia scoperta No, con questo ma diciamo, allenatore? premetto che quando c'è un cambio di allenatore non è mai una cosa piacevole, perché Sì, comunque, soprattutto in questo periodo. esatto, perché comunque anche con Mister Toscana abbiamo vissuto dei momenti felici, meno felici, però quando condividi tanti momenti insieme comunque c'è del dispiacere, c'è la consapevolezza che qualcosa non è andato come si pensava. E detto questo, c'è da dire che anche da quando è arrivato il mister Oddo stiamo provando anche altre cose, ho portato più entusiasmo, ho portato più consapevolezza, ecco, quindi devo dire che è un mix di sensazioni quando si cambia allenatore. Ripeto, come dicevo prima, sono cose positive e cose che non negative, però che magari dispiace. Sì, ti sei dovuto ambientare. Sì, sì. Tu Ilaria che dici? Ecco, io invece volevo collegarmi ad Emma per quanto riguardava le insidie che si possono riscontrare nei playoff. Secondo te ci possono essere dei fattori che possono influenzare le partite? Non so, una tematica emotiva, ambientale, temporale, Sicuramente. climatica? Sicuramente quello è la cosa principale, ma in tutte le partite, specialmente anche nei playoff appunto, la carica emotiva e ovviamente sapere di giocare una partita andata e ritorno contro la stessa squadra, quindi preparata in una certa maniera, non hai più tempo di pensare a un campionato, quindi partite diciamo che puoi gestire in una determinata maniera, ma devi pensare a una partita dentro fuori, quindi vivere come finali. E le vivete come gruppo o le vivete anche singolarmente queste? Sì, si vive come gruppo perché ovviamente si inizia ad alzare il livello non di attenzione, di adrenalina, di quello che è la preparazione a una finale in sé per sé. E poi singolarmente ognuno la vive alla propria maniera. Io personalmente non sono uno che entra troppo in una sensazione di ansia piuttosto che apprensione per quello che è un evento sportivo, ma lo vivo abbastanza serenamente, anzi quasi con voglia che arrivi il momento di fare questa finale. Esperienza, ma Vabbè, perché ma esperienza? sicuramente. No, è chiaro, è un giocatore, tanto che ha fatto le categorie superiori e quindi dobbiamo anche dar merito a Mirabelli che ha fatto un mercato a gennaio importante, è arrivato lui, ma sono arrivati altri giocatori importanti e poi è un friulano. Friulani non mollano mai, è gente tosta che non molla e ha detto bene Oddo, rosa più completa, abbiamo fatto il paragone con 2 anni fa quando si perse la finale in Sicilia col Palermo. Là avevo 12-13 titolari, qui c'è una squadra dove le differenze tra l'uno e l'altro, chi entra e chi esce, sono minime. Questa è una rosa più importante sicuramente e li vedo belli carichi. Questo è l'importante. E ascolta, usciamo un attimo fuori tema, giusto per una curiosità. Ok. Ci sono riti scaramantici che fate durante il prepartita? Se si Avete possono delle dire. scaramanzine? Se si si possono possono dire dire. perché Delle abitudini. mettiamo sempre le mani avanti. No, penso che si possano dire, io personalmente non ne ho, però... Non sei scaramantico tu? No, Lui va da personalmente di no. petto. Ecco. Beato lui. Sì, personalmente non sono scaramantico, non ho mai Bene. avuto scaramanzie particolari piuttosto che usanze, prende partite, però ognuno ha le sue, ecco, ce ne sono. Ce ne sono. Ci hai detto che il Padova ti ha accolto bene e hai trovato un buon clima subito. Ma ti saresti mai aspettato questi risultati guardando ad esempio la classifica? Ci sono stati magari per te dei colpi di scena? Ma colpi di scena no, nel senso che sin dall'inizio, da quando sono arrivato, ho visto che una squadra era competitiva, una squadra forte, Sì, la costruita proposta era bene. inquietante. Esatto, e oltre a quello so che comunque, come anche la Serie B da cui venivo, è un campionato molto complicato, nel senso che andare a giocare in trasferta in determinati campi contro determinate squadre che magari si chiudono il giorno più di partenza, devi giocare sempre per vincere, perché questa è un'altra componente importante nell'arco di un campionato e è una cosa che può portarti a diciamo non essere sempre quello che vuoi, perché magari, torno al discorso di prima, può entrare ansia, può entrare un po' di
tensione in una gara che può condizionare. Secondo me la cosa importante, come ho sempre detto, è l'impegno, e questo posso garantire che fino al primo giorno che sono arrivato ad oggi, io con i miei compagni abbiamo sempre dato il massimo e dato tutto quello che potevamo. Poi ovviamente si sa, nel calcio come nello sport, i risultati non sempre, purtroppo può vincere una squadra sola, quindi non sempre si può vincere, però l'importante, quello che penso io dal mio punto di vista, è l'impegno. Tu Riccardo invece come giornalista hai visto magari dei colpi che non ti aspettavi di scena? No, stavo Oppure è stato pensando, un- mentre parlava Lorenzo, ai numeri del girone di ritorno, che se il Padova avesse fatto gli stessi punti del girone di andata avrebbe vinto il campionato. È curioso perché chiude il campionato con meno sconfitte di tutto il girone, anche se il Mantova nelle ultime giornate non è che si sia impegnato molto, visto che ha fatto delle partite un po' così. E un dato curioso, il Padova ha perso 2 trasferte per 2-0 in campionato, 2-0, 2-0. In quelle partite all'andata aveva segnato 3 gol e 3 gol, 3-2 e 3-1. Ecco, lì è mancato, e diciamo è stata la prima sgretolamento sulla testa del DS Mirabelli per il cambio dell'allenatore, perché senza togliere insomma anche al Catania, però secondo me lì nella mente del DS si è creato un qualcosa per cui non era più certo di Vincenzo Torrente, ed è arrivato il cambio con un allenatore che ci tiene ovviamente a far bene. Una volta lui 2 anni fa disse: in C per il Padova ci vado, ma penso che sia anche la stessa idea che ha lui, che ha appunto fatto la B, altre categorie. Vieni a Padova perché è una piazza importante, Giusto. una città importante, e quindi chi viene a Padova sa che deve vincere, deve riportare il Padova nelle categorie più consone al prestigio, alla storia, alla società. Mi piace la dichiarazione che ha fatto anche Oddo: io con questi vinco i playoff. Non ha detto io vinco i playoff, io con questi. Vuol dire che ha fiducia in questa rosa. Poi chiaramente chiediamo che stiano tutti bene, che ci siano dei gol, perché comunque se guardiamo i numeri, il capocannoniere del campionato del Padova è un esterno, non è una prima punta. E bisogna creare le azioni, bisogna anche metterle dentro. Poi se stanno tutti bene, attenzione, è un problema per Oddo, perché devi mettere in panca 4-5 titolari, cioè non c'è come 2 anni fa, voglio dire, Chirico, Ronaldo più altri 5-6 e poi erano dei comprimari. Qui veramente è una rosa molto forte. Dispiace ancora una volta arrivare secondi con il record di punti di tutta la C dei 3 gironi, però adesso ci sono gli spareggi. Padova parte col vantaggio di fare la fase nazionale, non bisogna assolutamente sbagliare. Sicuramente una sarà trasferta al sud, quindi su campi importanti, Difficili. pesanti dal punto di vista dell'ambiente, però non c'è il Palermo, quindi dove si è giocato contro Fuori 30.000 pericolo. persone, eccetera, che è una grandissima piazza che merita non solo la B, la A, visto che parliamo anche di una società, di una squadra gemellata con il Padova. Domanda alla quale secondo me potreste rispondere entrambi, magari con 2 punti di vista diversi. Secondo voi il Padova, quando ha mollato la rincorsa, magari anche incoscientemente, verso il Mantova? Parto io? Sì, sono curioso di Ah, sapere perché prima la no, parcella. guarda, Prima- io penso che ci sia stato un calo, un mix in negativo di prestazioni. C'è stato anche qualche infortunio, Assolutamente. perché Sì. è giusto dire che nei 3 davanti, 2 di fatto li abbiamo persi per mesi. Sì, esatto. E poi a un certo momento è venuto meno quella grinta, perché dopo il 5-0 in casa, quella sconfitta che per me è stata veramente il bivio negativo del Padova, tu ti giochi la partita della vita contro La partita delle partite. e perdi 5-0, e lì ho visto una squadra sciogliersi, e purtroppo devo dirti la stima verso l'uomo, parlo di Torrente allenatore,
E lì è l'allenatore che deve trasmettere qualcosa. Oddo ha detto: io voglio che i miei si divertano, dovete divertirvi. Lì è salita la tensione e poi sono arrivate anche altre 2 sconfitte e poi, perdonatemi, ma insomma tu non puoi perdere con il Catania, dove hai anche la fortuna o il merito di andare in vantaggio là. Poi l'espulsione che è stata pesante, e secondo me lì la società ha fatto una scelta. Oddo ha fatto 7 punti in 3 partite e non erano per niente scontati, perché la Triestina aveva motivazioni molto più importanti per venire a Padova a fare il risultato, e ne ha prese 3. E il Padova ha fatto segnare 3 marcatori diversi in quella partita. Quindi secondo me la domanda è: quando è che è? Secondo me è stato il 5-0 col Mantova che ha tagliato le gambe, e dal punto di vista psicologico c'è stato il crollo dei giocatori. Quindi proprio quella partita. Quella. Secondo te, Lorenzo? Io sono arrivato dopo quella partita, È vero. quindi sono curioso, cioè, ero curioso di sentire proprio questa cosa, perché Te la sei Però l'avevi, Ovviamente, l'avevi sì. seguito prima il sì, Padova. certo. Però, Ma lui ha chiesto, però- io firmo il giorno dopo. Esatto. No, quello che posso dire io dall'interno, da quello che ho visto dentro, è che c'è stato magari anche un calo un po' fisico, forse, in una parte del campionato nella quale abbiamo giocato, se non ricordo male, non vorrei dire numeri a caso, ma sono abbastanza sicuro, abbiamo giocato 12 partite in 40 giorni, una cosa del genere. No, è vero. Che è stato il numero più grande diciamo, di partite giocate in un determinato tempo. In Italia ha fatto soltanto l'Inter, che giocava ovviamente per altri obiettivi, per 3 obiettivi, e quando giochi ogni 3 giorni partite determinanti, partite così intense, partite con viaggi, anche ritiri e tutto quello che concerne una partita, ecco, energie, tornando appunto a parlare di quello di prima, energie nervose che secondo me sono molto importanti in questo sport. Forse è venuto a mancare un po' quello, ma avendo così tante partite ravvicinate. Non è una scusa ovviamente, perché come abbiamo giocate noi avranno giocate anche altri, però secondo me quello può essere stato un po' la cosa che ha determinato, ecco, quell'andamento un po' traballante che poi possiamo aver avuto qualche Ma partita. infatti Torrente lo diceva: non siamo abituati a giocare ogni 3 giorni. E infatti poi l'amichevole con l'Udinese è stata un po' quella che ha fatto sussultare a casa sua, Esatto. secondo me era nel contratto, in trasferta, per carità, parliamo di una trasferta di 1 ora e un quarto, però è vero, nonostante la rosa ampia, perché comunque è rosa ampia, tu hai giocato ogni 3 giorni. Attenzione, rosa ampia, ma non tutti a disposizione. Esatto. Voglio anche ricordare che Liguori chiude da capocannoniere avendo giocato praticamente metà campionato, se guardiamo il totale delle partite. Quindi dico questo, è stato un insieme, sicuramente anche l'aspetto nervoso, mentale, Emotivo. di giocare ogni 3 giorni e di vedere il Mantova che non perdeva mai. Il Mantova che non Sempre perdeva sul mai. pezzo. E quando dicono: ma gli allenatori contano o non contano? Allora, Ancelotti ha detto: spero di non fare danni, quando iniziò, no? E cioè il Mantova ha vinto per l'allenatore, eh. Il Mantova ha vinto il campionato per questo allenatore. Poi non so che carriera farà, non lo so, però attenzione, gli allenatori che fanno strada nel calcio non è a caso. Voglio dire, il Sassuolo molto probabilmente retrocede, De Zerbi se n'è andato da un pezzo. Allora, ci sono degli allenatori che hanno l'imprinting loro. Questo è un allenatore che ha dimostrato con una rosa, cos'era, la quinta, sesta del campionato, il Mantova, ricostruito in poche settimane, doveva vincere il campionato il Vicenza e la Triestina. Erano le 2 squadre che avevano speso di più. Il Padova era lì come terza ipotesi. Poi è arrivato questo girone di andata strepitoso. Il Vicenza nel girone di andata ha fatto malissimo, la Triestina nella parte centrale, tanto che c'è stato il cambio, ha fatto male, è arrivato il Padova. Dispiace, perché se il Padova avesse bissato i risultati del girone di andata staremo qui a parlare di record, di punti eccetera. Poco importa, adesso ci sono gli spareggi.
Come ha anticipato Riccardo, mi ricollego a quanto detto, e Oddo arriva di nuovo a Padova e questo ritorno lo vive con molto entusiasmo, c'è un ritorno veramente forte per lui e ovviamente spreca buonissime parole per la rosa, dichiarandola forte, dichiarandola anche quasi lineare alla sua idea di calcio. L'arrivo di Oddo e ovviamente ora è poco che ovviamente si allena, però la sua modalità di impostare il calcio ti fa lo stesso effetto? Senti anche tu questo ritorno di entusiasmo nell'affrontare un periodo calcistico molto importante come i playoff? Il Padova ovviamente, come ha detto Riccardo, ha fatto un buonissimo campionato, se non ci fossero stati quei momenti lì sarebbe potuto anche essere direttamente promosso, quindi insomma tu l'hai vissuta come Mister Oddo, un ritorno di entusiasmo, un ritorno di luce, con appunto una rosa positiva e che gioca il calcio che vuole lui, o magari l'hai vissuta in maniera un po' più passiva, un po' più personale? No, va vissuta sicuramente dal mio punto di vista come Sì, un'opportunità, ecco, di, non avendo vinto il campionato, non avendo potuto vincere il campionato, di provare a vincere, di tentare in tutti i modi di vincere il playoff, perché questo secondo me l'obiettivo che dobbiamo porci è di giocare a viso aperto contro tutte le squadre. Poi ripeto, quello che torno al discorso di prima, ovviamente nel calcio ne vince solo una purtroppo, però l'importante è averci provato, sapere di aver dato tutto, sapere di aver provato in tutti i modi a vincere quello che è sicuramente una competizione molto competitiva come il playoff di Serie C, e avendo dato tutto, consapevoli di arrivare a fine di quello che sarà di ogni partita, e ho detto noi abbiamo dato tutto, come è andata è andata. Tra l'altro, scusami, entro proprio in take a gamba tesa per dire che negli ultimi anni chi ha vinto i play è sempre stata una sorpresa. Cioè il Lecco l'anno scorso, ragazzi, cioè la finale se la rigiocano 20 volte, voglio dire, il Lecco esce a pezzi. L'Alessandria che batte il Padova, c'è sempre una sorpresa. Quest'anno ai play vanno le forti, non c'è la sorpresa, non c'è la Virtus Verona che per la prima volta non fa i play, non c'è, anche negli altri gironi, nel B e nel C ci sono veramente squadroni. Il Padova è una delle favorite insieme ad altre squadre e ovviamente se la giocherà. Io punto sul discorso sempre dell'allenatore, perché è uno che vuole vincere, si è rimesso in gioco, ha rifiutato delle panchine, ma è tornato a Padova. Faccio un esempio. Quanto incide un allenatore come lui? Beh, intanto quello che parla è un campione del mondo e quindi se io ho 20 anni e sono un giovane calciatore lo ascolto mentalmente. Questo è stato capitano del Milan per poche volte e della Lazio, anche se hai 30 anni lo ascolti, e anche se hai 30 anni altrimenti vi fa un mazzo tanto. No, però capisci che l'atteggiamento mentale, poi sappiamo, forse dal punto di vista umano, Torrente è più un amicone, ecco, da quel punto di vista lì, Oddo lo vedo un po' più sergente. Però ti dico la verità che secondo me è fondamentale quello che lui inculcherà nella testa dei giocatori. Deve convincerli che sono forti, e lo sono, e deve convincerli che si può fare. Questo è il discorso. Amici di Padova Sport, noi siamo giunti al termine con questo aperitivo prolungato / intervista. Ringraziamo ovviamente gli ospiti che ci hanno fornito delle notizie pazzesche e ovviamente ricordo che per chi indovinerà le 2 finaliste di questi playoff 2023-2024 avrà, come abbiamo stabilito, una cena offerta da Padova Sport presso il Pepen Padova. Volevo ringraziare anche i nostri sponsor che sono Vinum Italy, VIP Group e Antenor Energia. Adesso lasciamo un piccolo angolo con Jack Stecca che ci presenterà delle maglie del Calcio Padova di collezione. Ciao ragazze, grazie mille della linea, e adesso vi voglio presentare come prima puntata, visto che l'ospite era Križetić, una maglia di quando lui giocava con la primavera dell'Inter nel 2008-2009,
E questa maglia appunto è una delle maglie che ha indossato in quel campionato durante il quale la prima squadra dell'Inter vede arrivare come allenatore José Mourinho e vediamo un paio di particolarità per i collezionisti. La maglia della primavera ovviamente non ha lo scudetto che ha invece la prima squadra, perché ovviamente l'anno prima aveva vinto lo scudetto con Mancini, e un'altra particolarità è la toppa, denominata tra l'altro l'Extra per il tipo di materiale, che da quell'anno cambierà e diventerà in plastica, e questa è proprio la toppa della squadra primavera. Poi ci sono anche degli altri dettagli che fanno vedere l'originalità appunto della maglia, e tipo delle etichette interne che erano usate solo per i giocatori in campo. E questa maglia l'ho portata perché è stata usata proprio in una partita amichevole alla Pinetina, tra Inter Primavera e Inter Prima Squadra, ed è la maglia di Samuel. Ovviamente non ha il cognome perché appunto giocavano in casa, e queste due maglie mi arrivano appunto da un ex compagno di Križetić, che nei suoi compagni del 2009-2010 aveva anche Mario Balotelli e Arnautovic, e quindi comunque gente importante, proprio per ricollegarci a quello che dicevamo prima, che ha giocato appunto con giocatori importanti anche in piazze importanti, iniziando proprio da Milano e dall'Inter.